Per ricordare il centenario dell'incendio che distrusse il Gran Teatro La Fenice a Venezia nel gennaio 1996, il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia ha presieduto volentieri nella Basilica Cattedrale di San Marco una messa solenne animata dal coro e dai musicisti del teatro che hanno eseguito i brani liturgici di Mozart. Una celebrazione che ha reso omaggio al passato e alla storia del teatro, ma anche lanciato un ponte di pace per il futuro, nell'auspicio che anche le polemiche di queste settimane vengano presto risolti come i dissidi e polemiche interne. Abbiamo voluto ricordare questo trentennale dall'incendio che distrusse il Teatro La Fenice, ma che è rinata, come previsto dal suo stesso nome. Ogni nota, ogni frase musicale è così e non potrebbe essere altrimenti. Anche gli opposti sono riconciliati. La serenità mozartiana avvolge tutto, in ogni momento. È un dono questo della grazia di Dio, ma anche il frutto della viva fede di Mozart.